mostra. Vabbè, io sono, cioè, quello che leggete in giro, un po' l'ho scritto anch'io, qualcosa c'entro proprio dal punto di vista dello sviluppo dei contenuti, ma siamo qua per un'altra roba. La storia c'ha due coordinate di riferimento. Una è cronica, il tempo, no? E una è topica, lo spazio. Lo spazio non è solo... circoscriviamo uno spazio più o meno ampio e a quel punto definiamo che in quel tempo e in quello spazio si è verificato quell'evento. Lo spazio in questo caso ha una definizione anche linguistica, perché lo spazio è l'Italia, no? È la canzone italiana, quindi è l'Italia, quindi c'è in gioco proprio una lingua condivisa e il tempo che ci siamo scelti per la mostra e di conseguenza per la scaletta delle nostre canzoni va dal boom. È quello lì, diciamo. È quello. È quello che c'è non nella altro, mostra. voi lo sapete già. Non è che andiamo a Voi appena entrate nella mostra. È quello lì. Appena entrate c'è il predecessore di Mao, c'è Modugno con le braccia aperte che vi accoglie. Io sono andato a fare una volta una roba facevamo uno spettacolo con Federico Sirianni sulla prima guerra mondiale. Ci hanno chiamato a Ferragosto e ci hanno chiamato a Polignano a Mare. Siamo arrivati, facevamo una roba, mentre tutti erano con l'infradito e il bicchierone di roba, facevamo sta roba sulla prima guerra mondiale, con le canzoni della prima guerra mondiale, io raccontavo storie. E quindi siamo arrivati, eravamo un po' perplessi, in realtà poi è andata benissimo, c'era sta piazza, scendiamo dalla macchina, io parcheggio, tra l'altro mi ha multato sotto quella, e c'era sta statua che guardava verso il mare, a Polignano a Mare c'è la statua di Modugno con le braccia aperte, che lui arrivava da lì. Lo trovate nella ricostruzione della prima stanza. Ad accogliervi e a definire le coordinate croniche di questa mostra all'inizio è Modugno, 1958. È un festival di Sanremo che in qualche modo sgancia la canzone italiana, che fino allora era grazie dei fior tra tutti quanti li ho riconosciuti, e c'erano donne che erano avvinte come l'edera, era una roba che ti metteva anche ansia. No, niente, lì c'è quella roba lì di volare, c'è qualcosa, ci stacchiamo da terra, ci sentiamo forse più leggeri, ci sentiamo nella possibilità di affrontare un volo, di affrontare un sogno, perché l'Italia sta crescendo, ma ce lo racconteremo, è l'Italia del boom economico. E la mostra va accompagna dal boom economico a quella roba lì perché il boom è vero, ci ha visto ai vertici dei mercati internazionali. L'Italia era il secondo produttore di frigoriferi nel mondo e c'erano stati flussi migratori, la cancellazione delle identità, quelle riferite ai singoli paesini del sud, ma anche del nord-est, tutti verso il triangolo industriale e quindi tutti rinunciando al santo patrono di pertinenza, rinunciando al dialetto di pertinenza, rinunciando ai cibi che erano sempre diversi, agli odori. E tutti quanti riferiti al ritmo imposto dalla timbratrice della fabbrica. Citava prima Giovanni De Luna, canta cronache, c'è questa canzone triste, no? E ci sono questi due, marito e moglie, che si incontrano sempre sul pianerottolo perché hanno turni diversi in fabbrica. La canzone dice soltanto un bacio posso darti, perché poi uno va a dormire, l'altro parte per la fabbrica. Quindi la mostra parte da lì e poi va avanti nella secca della crisi petrolifera e poi in quella stagione lì dove prima c'è la rivolta, prima c'è la messa in discussione di tutta una serie di criteri che fino a quel momento erano tradizionalmente la base della società italiana. E quindi le donne, i giovani, ci sono categorie sociali che si fanno avanti e che vogliono, ne parleremo ancora, sempre con le canzoni. E le trovate, ogni sala è un tema. E poi troverete la fabbrica, troverete i trasporti, troverete la chiesa, troverete le donne e poi troverete la violenza politica nelle strade. Arriveremo fino al mondiale, quello che abbiamo vinto, ve lo ricordate? A quella che Giovanni De Luna chiama la maschera guerriera di Tardelli. Ecco, queste sono le coordinate croniche e topiche di questa avventura che adesso cerchiamo di ripercorrere insieme al trio Marciano, che è composto da due per adesso, perché aspettiamo il dottor Lo Sapio che ci raggiunga. Sì, ci raggiungerà, vuole fare un colpo di scena. Bontà del tassista che riesce a portarlo. Vuole fare un colpo di scena, che lui appartiene, diciamo, a una chiesa però noi flamenco. potremmo già... Allora, funziona così. Vuoi spiegare come funziona? No, è una cosa semplice, bisogna spiegarla bene perché poi non vorrei magari che ci fossero... sono molti di voi che ci hanno già... Perché questa cosa la facciamo ogni 2 settimane da un sacco di tempo qui a Torino.
mettiamo a confronto due artisti. Stavolta mettiamo a confronto direttamente delle canzoni. Allora, diciamo, lo facciamo regolarmente e sono sorte delle polemiche. Perché cosa facciamo? Facciamo scontrare degli artisti in maniera, come dire, Non so, musicale. De André contro Clash. Nicola Di Bari. Esatto. Secondo voi chi ha vinto tra De André e Nicola Di Bari? Abbiamo destrutturato completamente la dinamica di X Factor. Perché poi, esatto, certe cose se tu le attualizzi, come dire, poi lì per lì possono cambiare. E allora abbiamo scelto, diciamo, 8 artisti, 8 canzoni che in qualche modo possano ripercorrere anche, come dire, appunto il percorso della mostra, e però li abbiamo voluti far scontrare. Sì, tra l'altro sono 8 canzoni che sono la mostra ha una playlist, ha 100 canzoni che sentirete andando in giro. Alcune le sentirete in loop da una stanza all'altra, altre le troverete, ci sono delle stazioni d'ascolto con delle cuffie e c'è una filologia della canzone, e voi vi mettete lì, vi sentite la canzone fruendo di tutto il repertorio iconografico di riferimento. Le foto. Allora, eravamo rimasti alle 8 canzoni, prima vi perdo in un attimo, tu fai... Allora, 8 delle 100. 8 delle 100, bravo, 8 delle 100, questi 8 li abbiamo scelti. Cosa succederà questa sera? Allora il meccanismo è semplice, ne prendiamo 2, le facciamo scontrare, ci sarà la possibilità di votare alla fine della nostra esibizione, perché noi chiaramente le canzoni, ecco, se posso dire, le destrutturiamo un po', ecco, mettiamo così, le destrutturiamo. Le sgangheriamo un po'. Per dare proprio alla canzone proprio la possibilità, dice, in bianco e nero l'hanno fatta, se arriva in bianco e nero. Poi voi deciderete attraverso, votando con l'applauso, abbiamo un applausometro. Abbiamo un applausometro. Abbiamo un applausometro e lo portiamo sotto pelle, per cui è una cosa, siamo noi strumenti tecnologici avanzatissimi. No, anche non è che lo portiamo, è inutile che metti a fare così, non è che, sono i microfoni, abbiamo dei microfoni tarati che registrano, lì c'è un software, perché noi registriamo questa cosa qui. Se fate la faccia di quelli che ci credete, io lo devo fare bene. perché adesso lo devo spiegare in maniera, se no, per non dare poi adito, come dire, a polemiche, cose c'è. Ogni scontro, diciamo, uno dei due artisti passerà Ci e sono l'altro Gianluca. Vabbè, sono dei nostri afficionados. Dopodiché avremo modo alla fine, diciamo, di tutte quante le canzoni di valutare la classifica vera e propria dei primi 4 e poi insomma ci svelerai tu come, quando e dove. Io lo devo fare. Un percorso, sostanzialmente una sola sopravviverà e una. quella canzone sarà la canzone che decreteremo essere la meno canzonetta di tutte. Non perché canzonetta sia in qualche modo riduttivo, sia in qualche modo qualcosa che affossa la possibilità contenutistica della canzone, è perché abbiamo deciso che sarà così. Sì, io se siete d'accordo, uno di solito gli piace fare gli ingressi un po' così altisonanti. Se volete possiamo partire, visto che poi l'atmosfera si potrebbe fare troppo, diciamo, agguerrita, hai capito? Sì, perché io poi la ho una gente cosa si schiera. tecnica da dire, scusa, perché mi sono dimenticato. Una cosa lo so. tecnica? Sì. Adesso devi... Perché mi avevano suggerito di dirlo e me ne sto... I più validi, i più giovani, quelli che hanno le articolazioni più flessibili, se vogliono venirsi a sedere qui per terra, danno la possibilità a quelli che ancora vogliono entrare di accedere, di vedere. Se qualcuno di voi vuole venirsi a piazzare qui, non possiamo in piedi, anche offrirvi dei ma per terra tappetini, potete fatelo. venire a prendere dei tappetini, ci sono dei tappetini Ci sono, però erano rischiosi. sono rischiosi. Insomma, è uno che si siede poi con rischioso. Va bene, allora diciamo cominceremo in maniera destrutturata, ancora più destrutturata, siete d'accordo? Presentando come dire, i primi 2 artisti dove diciamo noi vogliamo incentivare la partecipazione del pubblico, quindi in questo caso nelle prime canzoni eviteremo di mettere per questa prima sfida la ritmica, se siete d'accordo. Come mai non la mettiamo? È d'accordo? Come mai questa scelta così particolare? Ma la mettiamo di non mettere io la dico voglio ritmica, partire in scusami. sordina, che se parti con chiasso sembra una cosa, invece qua devono rimanere proprio soltanto le canzoni, al limite se il pubblico vuole accompagnarci con il battito di mani, diciamo noi potremmo essere più che contenti. Allora dottor Olmotti, la prima sfida lei ha scritto, vogliamo presentare chi sono i primi 2 artisti, cominciamo a fare subito come fosse un esemplare, diciamo un esemplare. Tiro fuori il tablet. Tiri fuori il tablet perché adesso tiri fuori il tablet perché abbiamo bisogno di cominciare questo nostro canzonato in sordina. Lo dico ma vogliamo cominciare che io non dico il titolo e poi ne parliamo dopo? Vogliamo far così che partiamo proprio o ne parlo subito? Diciamo almeno quali sono i 2 artisti che lei fa incontrare. Il primo diciamo, scontro prevede un maschio e una femmina, 2 maschi, dica qualcosa a proposito. Sì, certo. Allora dirò che le prime 2 canzoni in gara le abbiamo scelte. Dunque, la prima canzone è Il ragazzo della Via Gluck. Il ragazzo della Via Gluck, abbiamo parlato del cambiamento, quindi esordiamo con Il ragazzo della Via Gluck
esordiamo con Adriano Celentano. Però lo mettiamo a confronto con Casco d'Oro, lo mettiamo a confronto con Caterina Caselli, con Insieme a te non ci sto più. Quindi se da una parte c'è uno che va in città, va a affrontare il cambiamento, le luci, tutto quell'azzeramento delle identità piccole che dicevamo per arrivare nella grande città, poi torna e lì dove c'era l'erba ora c'è, vabbè, una città. Dall'altra c'è il cambiamento, ha investito proprio le scelte personali e se le ragazze fino a qualche decennio prima avevano i matrimoni concordati dalle famiglie, c'è quel film di Lina Wertmüller, I Basilischi, no? Che è ambientato a Minervino Murge, e c'è lui, già negli anni 60, che vuole conoscere la ragazza e la vede solo a messa. Allora a un certo punto la vede con la cugina che cammina per strada, allora si ferma, lui è con l'amico, si dà coraggio, dice: signorina, io volevo chiedere, la posso frequentare? L'altra risponde, la risposta: fra 3 giorni. Ecco, questa dimensione qui è totalmente scardinata quando Caterina Caselli arriva sul palco, perché si può permettere di dire Insieme a te non ci sto più e guardare addirittura le nuvole che cambiano, sono quasi auspicio d'altro. Ci stiamo mettendo in gioco parecchio come Italia. Va bene, ci stiamo mettendo in gioco parecchio come Italia, quindi abbiamo messo a fuoco, hai detto delle bellissime parole. Ha detto delle bellissime parole, è riuscito a mettere insieme queste due cose, facciamogli un applauso, allora che se lo merita, scusi. È riuscito a fare una cosa. Allora, destrutturando, maestro Martino, vorrei partire, se possibile, almeno con una scala. Mi fa sentire una scala e poi forse possiamo chiedere ai pompieri. Questa è la storia. Però non ci avete voglia di cantare. No, rifacciamola però, ragazzi, aiutate. È venuta una cosa tipo sembra quel caffè un po'. Questa è la storia. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa. Gente tranquilla, là dove c'era l'erba ora c'è. E quella casa in mezzo al verde ormai. Mi raccomando, tutti insieme adesso con le mani. Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, là troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Caro amico, disse, qui sono nato, in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro respiro il cemento, ma verrà un giorno che tornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così. Wow wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, torna coi soldi, lui può comprarla,
torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, no, se va avanti così chissà come finirà, chissà, chissà, chissà. Aspetta che... no. Grazie. Questa poi c'ha il lato B che continua, è così la sì, seconda certo. storia, ma non è lì che vogliamo andare. Certo. Adesso noi, questa cosa È qua, quella del adesso sarebbe il momento di Caterina Casei, il caschetto d'oro. Mi è venuta in mente una cosa, però posso Dilla, dire? dilla subito così, ci manca. La cosa Dilla. che c'entra con la storia, che c'entra, Sì. ma che c'entra anche con le memorie personali. Succede, ce lo siamo detti, adesso pensare a Celentano come un sedizioso ci riesce difficile alla luce del presente. Invece dovete pensare che in quegli anni lì, io per farmene una ragione sono dovuto rientrare nel mio mestiere, quello di andare a cercare negli archivi, di guardare. Io arrivo, come credo un sacco di gente qui dentro, la mia famiglia arriva dal sud, solo che mentre tutti avevano deciso, la maggior parte aveva deciso di emigrare al sud verso il nord andando a Torino, Milano, Genova, mio padre va a Udine. I friulani erano già tutti andati via perché non c'era niente. Io sono l'unico bambino, io sono nato nel 65, meridionale, che arriva a Udine. Ero in classe, ero l'unico meridionale. All'epoca non capisco perché quando arrivo in prima elementare, 65, quindi nel 71 arrivo in prima elementare, appena entro in classe, la maestra si avvicina a mia madre molto gentilmente e dice: ma guardi, in realtà noi avremo dei percorsi agevolati per quelli come suo figlio. Allora, guardate, dalla metà degli anni 20 fino al 75, quindi con la legge Basaglia, in Italia c'erano le classi differenziali. Le classi differenziali erano delle classi dove venivano mandati dei ragazzi che avevano deficit dell'apprendimento dovuto a tutta una serie di problematiche d'ordine medico, ma avevano anche magari dei problemi solo di ambulazione, avevano dei problemi rispetto all'organizzazione del linguaggio, oppure erano troppo irrequieti. Venivano mandati nelle classi differenziali per agevolare, per permettere agli altri di proseguire nei loro studi con succede che appena mi vedono, e io arrivo da Salerno, dicono: c'era una circolare che girava, ma io non lo sapevo neanche mia madre. Mia madre si batte come una leonessa per non farmi andare alle differenziali. Perché io avevo già dei problemi ad inserirmi. L'integrazione non era facile perché io mi vestivo, non eravamo proprio messi bene coi soldi e quindi mi vestivo coi soldi dei cugini più grandi, con i vestiti dei cugini più grandi che me li mandavano coi pacchi da giù, no? Quelli con le melanzane, con le giacche. Però io avevo solo cugine femmine, quindi la mia integrazione passava dal fatto che io mi presento a scuola con un cappottino rosso con i bottoni dorati e mia madre, ve lo giuro, mi aveva comprato un colbacco di pelliccia. Per cui sembrava un po' un ussaro frufru, no? Arrivo... non è una roba tanto avanti, facile. Troppo avanti. Sì, ero molto punk, molto... Per cui io arrivo in questa roba qua e mi voglio mandare ai differenziali solo perché arrivo dal sud. E io questa cosa non l'ho capita, poi sono andato a scuola, siamo andati avanti, mi sono integrato. Finché poi qualche anno fa, ma pochi anni fa, facendo queste ricerche sulla canzone, sulla fotografia, per questi suicidi, perché fare questa roba tipo, io faccio da 30 anni un programma alla radio sulla fotografia che è un suicidio mediatico, perché parlare di fotografia alla radio non è una... Sta di fatto che mentre sto cercando delle documentazioni, un racconto della scuola a Torino, scopro ci sono degli archivi appunto che parlano della didattica a Torino, scopro che le classi differenziali a Torino erano 30-40 fino al 52-53. Di colpo decuplicano anche di più, diventano 300-400. E dico: cosa è successo? Torino è stata colpita dai raggi Gnugno, cosa è successo?
è successo che arrivano i meridionali. Io ero l'unico a Udine, qua ne arrivano tanti. E allora comincio a fare quella roba lì che lo storico non dovrebbe mai fare perché ti frega. Comincio a leggermi uno a uno tutte le storie. E mi leggo la storia di un ragazzo, io sono del 65, del 61, uno di Torino, che arrivava da giù, che forse sta qua. Io il nome lo so, ma non lo potrò mai dire. Me ne leggo, intanto tutte le ragazzine dice che erano avviate probabilmente alla prostituzione. Respinto, perché ogni anno una commissione medica, mica dei docenti, una commissione medica come il militare, decideva se potevi stare lì o tornare in classe. Se non tornavi in classe nel corso dei 5 anni, eri praticamente all'anticamera dell'ospedalizzazione. L'ospedale era quello psichiatrico, era quello lì dei matti legati ai letti. Non era una roba bella. Sta di fatto che mi metto a leggere e dico, ma come sono le motivazioni, come funzionano? E scopro sta cosa, vi sto raccontando questa cosa per dirvi di quanto era sedizioso Celentano. Scopro di questo ragazzo che arrivava da giù e che aveva i genitori separati e operai. Beh, ci sono già 2 giudizi in questa definizione. E poi dice che sa scrivere, sa leggere e sa parlare. Cazzo, dico, e allora? Perché che cosa lo tenete a fare qui? Comincio a interagire io col didatta dell'epoca. E poi vedo un timbro respinto. Note. Ascolta i Beatles e Celentano. Sì, al limite deve Ragazzi, essere fa una cosa- ridere fino a che non teniamo conto del fatto che questa roba sulla sua pelle deve aver avuto un marchio mica da poco. I Beatles e Celentano. Era quella roba lì, era il cambiamento. 1959 il ministro Gonella, che è l'equivalente del ministro, quello che cambia spesso la divisa, dagli scranni parlamentari grida contro i calzoni d'oltreoceano. I calzoni sono i jeans, sono sovvertitori della morale dei nostri ragazzi, i jeans, no? Vi siete mai chiesti, se qualcuno è più vecchio di me o alla mia età, perché i flipper nei bar avevano vietato ai minori? Mica perché mia madre mi ha detto, quando gliel'ho chiesto, ha detto, mamma, ma perché i minori non possono giocare? Perché fanno le scommesse. Quelle risposte del cazzo che dai ai bambini, come fanno le scommesse? Vabbè, Ma che vuol dirti dire? qualcosa. Beh, può anche No, essere qualcuno lo che ci sapete si perché scommesse. erano vietati. Voi lo sapete come si gioca a flipper. Adesso non fatemi mimare, però non solo si agguanta da una parte e dall'altra, poi con movimento pelvico ripetuto si gioca a flipper. C'è un'evocazione. Avete delle memorie sessuali a cui potervi riferire? No. Vabbè, andiamo avanti, facciamo la seconda canzone, va? Grazie. Allora, adesso per il prossimo brano, diciamo, sempre destrutturato, senza- vi chiederemo non soltanto, qui la difficoltà aumenta, non soltanto un apporto ritmico, ma anche vocale, perché questa è una canzone che dovete cantare, certo, perché certo. chiaramente è una canzone che bisogna... Allora, attenzione che la prendiamo... allora, Sempre apporto sia ritmico che vocale. mi sempre. vorrei- Però in questo caso lo volevo sottolineare perché è proprio un gioco. Il titolo è diciamo, Noi, sotto- e noi cerchiamo di fare no, una cosa- infatti, noi cerchiamo di fare una cosa sempre Ciao, plurale. noi. Sempre plurale. Allora, attenzione, maestro Martino, dobbiamo partire con un tempo per me. No, vado io. Col tempo non ci siamo però ancora, non sento niente proprio. beh, perché è l'intro, cosa possono ok. fare, poverini? Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa? Io trascino negli occhi dei torrenti di acqua chiara, dove io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù.
se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua. Chi se ne va che male fa? Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Grazie, grazie. No, non consumate le mani ora, c'è ma se l'applausometro. Se si scaldano è meglio. Ah sì, se si allenatevi scaldano per è meglio. l'applausometro. Se si dai. scaldano è meglio perché adesso arriva, diciamo, il momento, così abbiamo un po' spiegato tutto quanto il meccanismo. Adesso alla conclusione, diciamo, di questi due brani vi viene chiesto, diciamo, di Certo. esprimere la vostra preferenza. Sarete voi giudici. Siete. Come sapete i giudici, perché voi di canzoni ne sapete, Sì. hanno il cuore molto vicino ai piedi. Ah, Vabbè, anche. anche. Sei un Allora, esperto tu di... sì. Allora, adesso diciamo, il meccanismo è molto semplice, noi al mio 3, diciamo, al mio 3, cominciamo a votare in ordine di apparizione, ricordiamo, diciamo, tecnicamente io dovrei ricordare che se uno vota per uno non dovrebbe votare per l'altro. Adesso poi non mi metterò poi lì, diciamo, a fare col VAR che a votare, però diciamo, io ve l'ho detto prima, quindi diciamo, se votate, pensateci bene prima. Adesso cominciamo a votare per Celentano, al mio 3, tutto il casino che volete per Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck. 1, 2, 3. Non è di durata, però basta. Anche la Però- durata, però diciamo. c'è C'è anche la durata. C'è un'ala femminista che con protervia si è Sì, rifiutata sì. di votare, che aspetta Vero, arrivederci c'è amore, la ciao. gente che ha anche non fate le fermato- facce cattive, hanno però. fermato i vicini. Abbiamo registrato in regia, mi dicono di sì, il tecnico Olivato va bene, si è registrato. Adesso invece per il brano della Caselli, insieme a te non ci sto più, al mio 3 tutto il casino che volete per la Caselli. 1, 2, 3. È il racconto di Giorgio che ha fatto paura. Ma che cuore ci avete? Ma non avete visto che si era preparato il ragazzo della via Gluck che quasi moriva? Ma che, Io non lo che so, gente l'ho fatto- Ma avete una L'ho pietra al fatto posto del male, cuore. l'ho fatto male Celentano, mi sa stasera. Adesso lo dovremmo sì, chiamare che casco d'oro per tutte le altre serate. ma un po' mi cade la scodoma. Vabbè, quindi diciamo, Non lo so, è un po' in dubbio. no, non è in dubbio. No, Abbiamo- però non gridate oltre a battere le mani, sennò diventa... Cioè, Vabbè, ognuno l'applausometro mi va No, fuori. se l'entusiasmo uno non lo deve frenare, se a quel punto Stavo scherzando. qua, giustamente noi abbiamo registrato, Vabbè. mi sembra chiaro che da questo turno sia passata Caterina Caselli Sì. con Insieme a te non ci sto più, non so in regia se possiamo dare il risultato ufficiale, mi dicono che È dalla ufficiale. regia Sì, sì, è ufficialmente ufficiale. passa Caterina Caselli Beh, con beh, Insieme a te non ci sto più. Mi spiace Celentano. Ci voleva la tecnologia, aspettavamo il responso della giuria. No, ma Vabbè. veramente, va bene, va bene. Allora, dottor Olmotti, Mi dica. la prossima, il prossimo, Dottor Gurlino. grazie, grazie. Il prossimo abbinamento, diciamo, invece è un abbinamento. Il dottor me lo lasci Gurlino dire. è laureato in storia del cinema con una tesi su Lascia stare. UP2, ve lo giuro. Gli avete fatto del male davvero in questo momento. Vabbè. Però, non dica però tutto, non dica tutto. andate a casa e vabbè, ricordatevelo. Sì, perché io ci tenevo a Ci Celentano. teneva, vabbè. Vabbè, comunque non è che è colpa mia, se poi la gente gli piace più la Caselli. Allora, la prossima, diciamo invece la prossima A sfida. Caselli, ragazzi, a Caselli era una bandiera, perché poi ci sono le donne, era una bandiera dei giovani, diciamo, cioè i giovani erano una di quelle categorie lì
che spingevano in quel momento. Ma non erano nati nel 58 sti giovani, scusa? Tutti insieme? Tutti insieme nel 58? No, in quegli anni lì era... L'abbiamo scoperto qui. Lei è il prodotto di quella roba lì. Volevano parlare diverso dai loro padri, mangiare diverso dai loro padri, vestirsi diverso dai loro padri. E avevano una consapevolezza che forse affronteremo con maggiore enfasi stavolta qui. Esatto, con maggiore enfasi con questa accoppiata che abbiamo fatto questa volta qui, perché può sembrare anche un po', come dire... Azzardata, un po' provocatoria come cosa. Però intanto, se parlavamo di coordinate topiche, siamo proprio in Liguria, Stavolta questo sì, da un punto di lì. vista regionale abbiamo fatto un'accoppiata giusta. Siamo sul pesto. Da un punto di vista, diciamo, anche spesso dei musicisti di riferimento, perché comunque Certo, sì. insomma Tra erano l'altro tutti... voglio dire che il gruppo che presentiamo, perché uno è uno da solo, l'altro è un gruppo, aveva iniziato proprio con la musica popolare, con il salterello, ha un background piuttosto consistente dal punto di vista dello studio della musica popolare agli esordi e delle vocalità. Ma non diciamo oltre, piuttosto... No, adesso tu devi dire qualcosa, scusa. Io volevo parlarne a metà, magari voi potevate introdurre, ma io posso dirvi questo. Posso dirvi che quel cambiamento lì tiene conto di un confronto, ma mica da poco. Perché se è vero che tutti vanno verso la città, a un certo punto è la città che torna nella provincia. E quando torna portandosi addosso la totale consapevolezza del proprio corpo, dei propri pensieri. Torna scendendo dal treno al paesino di Sant'Ilario con una vibrazione sottopelle. Guardate, io nel 2004 la Ricordi, che è l'editore di Fabrizio De André, mi chiede di fare questo libro su Fabrizio De André, che è il libro ufficiale su Fabrizio De André, con le canzoni che in qualche modo leggono la storia della Repubblica Italiana. E arrivo alla canzone che stavamo dicendo, quella del paesino di Sant'Ilario, che è Bocca di Rosa. Io, scrivendo di quella canzone, parlo proprio di questa cosa, di questa donna che è simbolo della consapevolezza di sé. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Attenzione, Bocca di Rosa né l'uno né l'altro. Dico attenzione perché, insomma, Bocca di Rosa va lì e non è che va lì e fa l'amore perché gliel'ha detto il prete, perché c'è il crescete moltiplicate, oppure perché viene pagata. Le due possibilità date alla donna fino allora perché in qualche modo si potesse giustificare l'amplesso. No. Bocca di Rosa va nella totale consapevolezza del suo piacere, del suo essere, del suo esistere, del suo camminare per quel paesino lì dove, perdonate l'asineddo, dove delle beghine litigano per un osso convinte sia un prosciutto, litigano per quegli uomini lì che sono rimasti, non sono neanche andati alla città, sono rimasti lì, sono lì seduti. E lei arriva e sconvolge tutti, il carabiniere, il prete. E c'è un affanno, c'è una roba, c'è una... Bocca di Rosa, quando io ho scritto sto libro, a un certo punto mi viene un'idea, dopo aver raccontato quell'Italia lì, dico, era un'Italia un po' ancora provinciale, ancora mica come adesso, quando ho scritto nel 2005, che faccio? Faccio quella roba proprio perché sono un genio della ricerca, scrivo Bocca di Rosa su Google e mi compare questa roba qui, mi cominciano a comparire diverse, lo potete fare a casa, diverse operazioni, sembro Maravenier quando dico lo potete fare a casa, diverse operazioni Bocca di Rosa. Sono operazioni di polizia volte a sgominare al presente traffici di prostituzione. Ma come? C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Ma lo avete ancora? No, non è che non l'abbiamo capito, ma che proprio non ce vogliamo, non lo vogliamo ficcarcelo in testa, perché ci fa una paura maledetta al presente, Bocca di Rosa. Io sono rimasto lì che quando giravamo, per 3 anni abbiamo girato raccontando De André attraverso questo libro, e quando finivamo, veniva la gente e mi diceva, ma ora cosa direbbe De André della Lega? Ma io che cazzo ne so? Ma non si parla mai per bocca dei morti. Però una cosa la so per certa. Non bisogna mai fare a gara con la realtà. Guardando le varie operazioni Bocca di Rosa, io voglio conoscere l'art director della polizia come quello che quando siamo andati in Iraq a operazione Nuova Babilonia, ha fatto il classico quello lì, però sta di fatto che tutte queste operazioni Bocca di Rosa, anche i video su YouTube che entrano nel bar, e io dico, una cosa so per certa, avrebbe riso di una cosa di sicuro De André. L'operazione Bocca di Rosa, quella più consistente, è in un paesino del Varesotto che si chiama Cornate. E io dico, ma non è finita! 4 anni dopo faccio un altro libro e mi viene in mente quella storia lì, quella scelta lì. E dico, ma vuoi vedere, io racconto questa cosa nello spettacolo, magari la gente a casa va davvero, e riscrivo Operazione Bocca di Rosa, e le operazioni Bocca di Rosa si sono moltiplicate. Forse è morto De André, ormai è libero, cioè possiamo dire che erano tutte puttane. E scrivono.
a un certo punto vedo che Cornata è stata superata, cliccano tutti sull'operazione Bocca di Rosa, più recente in Sicilia, a Ficarazzi. Ma ragazzi, è vero, mai fare a gara con la realtà. Va, andiamo, va. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo, non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa né l'uno né l'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il tuo Cupido ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso nella funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. Hey! Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli spirri e i carabinieri al loro dovere vengono meno, non quando sono in alta uniforme, l'accompagnarono al primo treno. Pa, 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 pa. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne batte la primavera. Pa 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 ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi lancia un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro, l'amor profano. Trio Marciano. Voi tutti quelli, vedo che c'è parecchia gente nel nostro pubblico di solito. Ci stiamo dicendo, non possiamo, c'è un problema vero. C'è un problema? Il dottor Lo Sapio, che doveva essere qui, non c'è, ma noi non sappiamo perché. Non stiamo veramente con Ricky Martin ha fatto questa cosa che è arrivato con Ballando con le stelle ed è sparito. Era a fare serata con Ricky Martin. Era a fare serata con Ricky Martin. Però aveva il telefono, perché questa cosa della notte bianca, ha detto no, ma poi vengo per le 10:30, vengo anche forse con Ricky Martin. Se dovrebbe venire con Ricky. Figura se veniva con Ricky Martin, però. Ma speriamo. Voi sapete che... Però almeno arriva alle 10:40, non so, 10:40. Via perché Se qualcuno ha il suo numero, magari volesse fargli un colpo di telefono, dottor Lo Sapio, magari lo stiamo facendo. Lo stanno facendo. Lo stiamo facendo. Fatecelo sapere. Fateci sapere a che punto è, se viene con Ricky o meno, perché se viene con Ricky Martin noi dobbiamo poi fare un pezzo che è fuori da quelli della scaletta, perché vuoi non fare un pezzo di Ricky Martin se viene Ricky Martin. Io trovo che questa ossessione compulsiva
trovo che l'ossessione compulsiva del dottor Lo Sapio nei confronti di Ricky Martin però non ne possiamo parlare se non c'è, dai, se non c'è in non si può, contumacia non si può fare, così, dai. non È si brutto, può, dai, fa. Però sì, c'è questo aspetto, diciamo. 2 semafori ed è qui. 2 semafori ed è qui. Ha detto così, 2 semafori ed è qui. Allora, Io non voglio dire, ma fosse stato Beh, in ma un altro tempo, allora, i treni arrivavano in orario. Adesso No, non dire. Vabbè, allora senti, no, perché il discorso più che darmi altro... dell'apologia a me sembra difficile. No, il discorso è che adesso finché si tratta... Stiamo entrando nella polpa finché di si questo tratta di racconto. fare Celentano, finché si tratta di fare De André, va bene, posso farlo anche io se magari in scaletta doveva cantarlo, la Caselli se magari in scaletta doveva cantarlo lui, va bene. Però... Ma ci sono 3 o 4 artisti che se poi glieli tocchi e non li canta lui si Infatti. arrabbia. Ma io direi, Uno ma sicuramente siccome non l'abbiamo è Ricky presentato, Martin e non lo perché posso non cantare. cambiamo Quella canzone lì che stavamo per fare, gliela facciamo fare a lui se non si incazza? Tra l'altro è un pugile, lo sapete lo so, bene. lo so, Il dottor Lo Sapio è pugile e noi abbiamo una paura maledetta. Ci tiene tanto. Una volta siamo entrati in un posto e dovevamo fare una cosa e il dottor Mao Gurlino ha preso una porta a vetri in faccia e gli si è aperto l'arcata sopraccigliare e tutti erano un po' agitati, il nostro dottor Lo Sapio, che è appunto pugile, allenatore di pugili, l'ha sdraiato sulla biglietteria e gli ha aperto con le dita la ferita sull'arco. Ma non è niente, in una situazione da film splatter totale, per cui noi abbiamo paura di lui. E non la canta lui? No. Vabbè, io ci sto. Questa la facciamo, allora possiamo fare questa qua. Dai. Perché questa Cioè, a meno che tu non voglia presentarlo in maniera come al solito concisa, che nel frattempo lui arriva. No. Sinceramente Grazie. C'è una nota sarcastica? no, per carità. No, mi era sembrato come un eco. No, io più che altro, siccome diciamo lui si ostina. Volevamo fargli fare Sanremo, raga, un però, semaforo ciao. l'abbiamo fatto, andiamo avanti. Allora io diciamo, siccome stavamo parlando comunque di un'altra, insomma, vorrei cambiare canzone se E dimmi possibile. quale vuoi fare. Vorrei perché- mettere dentro Mina a questo punto, certo. perché di solito vorrebbe cantarla lui e invece secondo me devo cantarla io. Allora siccome non c'è bravo. la cioè, faccio. vuoi fare questa roba di fargli proprio il dispetto? Gli voglio colpo fare, di stato. vorrei fargli un dispetto. Ragazzi, sì, allora vorrei invece, fare un dispetto. Quindi- mentre Bocca di Rosa scende nel paesino, però sarò conciso perché qui la gente mormora, mentre Bocca di Rosa scende nel paesino e succede quello che succede, Mina si muove nella città dove ormai è dato per assodato, siamo nella seconda metà degli anni 60, il boom ormai è esploso, deflagrato. Pensate che la politica non riesce a intercettare nulla del significato positivo del boom. Lo chiamano miracolo. Che cos'è il miracolo? Il miracolo è una cosa di cui non sai spiegarti scientificamente le ragioni. Pensavo fosse Vito, ma c'ha troppi capelli. Sta di fatto che, e parlo io, sta di fatto che rispetto a questa cosa qui, Mina si muove per la città che è piena di luci, è piena di gente, ma non vede più niente. È tutto annullato. La città è praticamente resa all'antitesi di quello che è ormai per il boom, per quegli anni lì. La città è vuota, non c'è più nessuno perché manca uno solo. Fagli il dispetto. Le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Come puoi tu vivere ancora solo senza me? Non senti tu
le strade vuote, deserte sempre più. Leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amor, e non sarà più vuota la città. Ed io vivrò con te tutti i miei giorni, tutti i miei giorni, tutti i miei giorni. Ma vuole cantare lui? No. Ma è meglio che l'abbia cantata lui. Anche se il dottore diceva però- la sua, su però- questo lui lo sa. Però gli ha che- dato uno schiaffo morale. Gli perché ha dato l'ha uno fatta- schiaffo morale, uno schiaffo anche. Adesso vediamo che A schiaffo me ci dà adesso però il rompe un po' pubblico. che dobbiamo eliminarne una su due, perché queste le vedevo tutte puntate per Lo so, finale. però è il bello anche quello che a un certo punto diventano delle sfide, dici ma non posso fare questa cosa qua, invece sì, devi scegliere chi buttare Adesso giù. non voglio essere nei Tra vostri l'altro, panni. Mina De André comunque c'era, credo che Mina abbia aiutato De André all'inizio della carriera perché ha interpretato un suo brano, insomma, ed era la canzone di Marinella se non sbaglio, no? Facciamo una cosa, da storico pure io. Eh sì, Ma non siamo- mi dire solo sì così, devi aggiungere. Allora la devi, prossima la certo. canto io, però. Bravo, La prossima bravo. la canti tu, sì. Così, diciamo. Bravo. Ok. Allora, Forse attenzione. non la canti Siamo tu la arrivati alle prossima, votazioni. sai? Signori, l'ho visto. sta Forse arrivando. non la canti L'ho visto, l'ho tu. visto. Oh, Io direi vabbè. di passare alla votazione. Passiamo alla votazione. Allora sì, siamo pronti in ordine diciamo di apparizione. Adesso dobbiamo votare per la prima canzone che abbiamo eseguito di questa abbinata. Il Muccia. No, però, Ma no, non era Laura. ma... Però scusate, è l'applauso per la canzone o è per Vito? Non ho capito. No, Cioè- no, quello solo al mio 3, soltanto al Ciao, mio 3. dottor Lo Sapio. Solo al mio 3. Allora, cominciamo con la prima che abbiamo ascoltato, quindi non c'è il camerino, Vito, non c'è, o vai dall'altra Non parte, c'è, di là, non c'è il camerino, ma siamo lieti di vederti spogliato davanti a tutti. Siamo vittime del nostro pubblico, siamo qua così. Avete come un possiamo palo della vedere- lap dance? Possiamo fare con lo stativo. Allora, Tipo zoo. la prima abbiamo Non detto- distraetevi, dobbiamo non votare. distraiamo, dobbiamo votare, praticamente la prima era la canzone Bocca di di André, Bocca di Rosa, al mio 3, tutto il casino che volete per Bocca di Rosa, 1, 2, 3. Tanta roba. Vabbè, basta. Vabbè. Basta. Basta. Se invece... Allora si alzi in piedi quello che vuole battere le mani per Mina. Perché... Ma non è detto, guardi che invece qua attenzione che grandi, bravi. se invece avete preferito Città Vuota di Mina, al mio 3 tutto il casino che volete per Mina, 1, 2, 3. No. No. Un applauso più... Vogliamo chiedere la conferma tecnica? No, dobbiamo aspettare un attimo dalla regia che ci dà... Oh, dottore, è tutta un'altra cosa. Un applauso al dottor Lo Sapio. Dottor Lo Sapio! Grazie. Purtroppo noi speravamo di vederla qui in compagnia di Ricky Martin perché so che l'ha accompagnato a Torino per vedere un po' di bellezza della nostra città, ma non è riuscita Sono proprio. anche a digiuno. Anche a digiuno, Sì, va bene, perché Ricky non mangia più. Sono stanco, però siamo pronti. È già partito. Siamo già alla seconda, manca qua, una allora. canzone sola. È già partito, sì, sì. Abbiamo già fatto la seconda votazione, credo che abbia vinto De André, se la regia mi dà l'ok, credo di sì, quindi è ufficiale. Ha vinto De André anche questa che era la seconda sfida. Siamo, quindi diciamo, ufficializziamo, è ufficiale, vince De André contro Mina, è ufficiale, la prima l'aveva vinta. Abbiamo fatto il ragazzo della Via Gluck contro Caterina Caselli che faceva... Che faceva? Faceva insieme a te, non ci sto più. Ah, bene. Quella li faceva. E quindi ha vinto Caterina Caselli Contro perché il ne avete ragazzo della memoria. Via Adesso ha vinto Fabrizio De André. Io direi di andare al terzo lotto. Il terzo Mi lotto. sembra quelli delle aste televisive. E terzo tutti lotto. quelli che voteranno la prima canzone avranno in regalo la mountain bike, la graziella per la femminuccia. Sì, abbiamo qui praticamente a questo punto la canzone che
abbiamo praticamente i ricchi e poveri a questo punto. Recuperiamo Come i ricchi e prima poveri. di testa, diciamo. I ricchi e poveri a questo punto se la vedranno contro, se posso dire già, contro Battisti, contro Lucio Battisti. Però attenzione, No, attenzione. però non cominciate a votare prima anche di sentire le... Non è che detto, cazzo non è detto, perché bisogna sentire prima il brano. Voi state votando le lasciarsi prendere, interpretazioni. e poi diciamo, non è detto. Perché No, tra l'altro, guardate, sono due canzoni che in qualche modo sono antipodiche dal punto di vista dei contenuti della narrazione che propongono. Perché uno è che sarà, che appunto paese mio, sta nella collina, io parto, so far tutto e forse niente, quindi parto un po' allo sbaraglio, sono quell'Italia lì del boom che parte un po' alla ricerca. Mio padre cazza completamente da Udine, ma gli altri vanno giusti, vanno a recuperare quella dimensione che li porterà a avere dei televisori, delle Vespe, delle 500, quel racconto, e poi tutti il tempo libero, non c'è perché negli anni 50, quindi consumeranno quella roba lì. Quindi i ricchi e poveri dicono che sarà della mia vita. Invece l'altra è perché no? Perché no invece è totalmente ficcata dentro quel tempo ormai cambiato, perché è una quotidianità scandita da stare al supermercato insieme, è una proposta di scambio amoroso che tiene conto dei gesti nuovi, dei gesti del cambiamento. Quindi andiamo al supermercato oppure prendiamo il pieghevole turistico della nostra città e fingendo di essere stranieri, parlando anche un'altra lingua, giriamo per le chiese, per i musei e poi siamo lì e facciamo finta, ci diamo del lei tornando a casa. Abitudini che cambiano e che si misurano invece con quel gesto sempiterno, eterno che è l'amore. Io tutto quello che di retorico si poteva dire l'ho detto. Siete pronti? Siamo prontissimi, Grazie. Siamo prontissimi. Va bene, ragazzi, Siamo prontissimi. siamo pronti a partire già col pezzo, così, a schiaffi. Cosa vuoi fare? No, perché devo cantare io, aspetta, No, fammi ma no, assistere, partiamo con fammi Battisti. capire Partiamo con Battisti. io È che non ha conosciuto il pubblico nelle prime fasi, noi ormai vuole- siamo intimi, sì. lui Allora, ho capito. non ha conosciuto ancora... Sì, ho capito, perché lui purtroppo ha bisogno... Magari vuoi capire che pubblico ci abbiamo capire che pubblico, anche perché io c'è sto salone del libro, mi hanno invitato a fare un fracco di cose, io l'ultima cosa che ho letto è il menù di una pizzeria. Vabbè, cosa c'entra? Magari volevano avere così uno Ma sguardo no, ma non so perché mi hanno chiamato, io stasera sto facendo la doppia, prendo Uno doppio sguardo di soldi. disincantato. Allora voglio capire un po' che cazzo di pubblico abbiamo questa sera, ecco, quanti, aspetta, dovrei mettere... Vuole il dia degli occhiali. Ci vuole. Olmotti li rubo un po' di tempo. No, mi rubi anche gli occhiali a questo punto. Vabbè, Se vuole tanto rubare è- anche gli occhiali. Notte bianca non è che avete fretta ad andare via, sennò che notte bianca è, scusate. Ma non è una notte in bianco comunque. Io ho fatto certe notte bianche io, che ho i calcoli alla cistifelia. E deve vedere che notti bianche che fa, quindi sono abituato. bene, Quindi so. stasera si fa un po' tardi, va bene. Allora io volevo capire un po' che pubblico abbiamo, ecco. Sì. Quanti credono... Allora, quanti vivono in un'abitazione talmente piccola che quando fanno il sugo poi devono cambiare le lenzuola? Alzate la mano, adesso qui tutti locali grossi, va bene. Ma siamo qui al Valentino, siamo quartiere. Vabbè, allora, quanti credono che le pizze di Foodora arrivano calde? Chi cazzo te le porta? I cipollini? Vabbè. Quanti hanno la moglie pugliese che frigge tutto, anche le verdure per il pinzimonio? Che hanno sempre gli abiti che odorano di fritto, tanto che a Natale i colleghi dell'ufficio gli hanno regalato una cappa. Nessuno, è un pubblico che non è pubblico nostro, Non è il ragazzi. nostro pubblico, Abbiamo sbagliato. Dovrebbe essere contento perché diciamo andiamo verso un altro Ne faccio pubblico. ancora uno per capire. Se lei si sente a disagio. Vai sul Radical. Un po' sul radical. Quanti credono che la guerra civile sia un conflitto sostenibile, partecipato, combattuto con carri armati elettrici o ibridi, che non sostano in seconda fila sui marciapiedi, i cui soldati fanno la differenziata? Quanti credono Questo che sia sì, questa la questo guerra ce civile? l'abbiamo, Quel ciucciola in fondo, sì. Va bene, allora io andrei a chiudere. Quanti non sono a posto con il pagamento delle spese condominiali e riscaldamento e grazie a loro il condominio è in default? Beh, bravo, questo è già il nostro pubblico. Questo è il nostro pubblico. Questo è il nostro pubblico. Pubblico No, di era default. per capire.
capito? Uno arriva e non capisce No, ma io lo so che chi ne ha ha di bisogno. fronte. Ne ha bisogno di studiare. Vedove ce n'è, perché qui io Cosa c'entra? voglio farmi un futuro. Ma guardi che al limite... Sinceramente, se lei è vedova, ma cazzo, ma dividiamoci la pensione di tuo marito, io e te. Ma veramente ci divertiamo, Dottore, ma adesso scusi un attimo, lei non è che appena arrivato può subito cercare di piazzare gli affari suoi. Chiedi Aspetti se un c'ha la attimo. reversibilità, quella è anche Ma, bella. no, ma cosa c'entra? Ma lei si faccia conoscere un attimo, non è che arriva, prende e mette subito così le cose bene, avanti. Si va faccia bene. conoscere, Lo si faccia cerchi di apprezzare. essere seduttivo. Almeno un Sì, va minimo. bene, era per cercare che la serata è lunga, quindi dopo potete anche fermarvi a fare due chiacchiere. Va bene, allora. Vabbè, adesso non usciamo dal seminato, stiamo portando avanti questa gara con una certa intensità. Sì. Vogliamo aggiornarlo sui risultati adesso, fino ad ora? Cioè, ci sono state la prima coppia. Sì, la sentite, la sentite. La sentite, non si Ah, c'eri ricorda. già, c'eri Sì, già. sì, il dottore... Su quello si sintonizza. Mina ha perso Mina ha sì, perso. e anche chi ha perso l'altro chi era? Ha perso il ragazzo della Via Celentano. Gluck di Mene Celentano. Celentano, due Celentano, scarsi. C'è Mao, gli è venuto un ictus quando Dice che chi hanno votato? della gente. Va bene, allora adesso vogliamo fare quello di ricchi e poveri prima o no? Come preferisce lei, dottore? Facciamo prima di che poveri. Sì. No, decido il Motti. No, Don Motti è l'ultima ruota del carro, decide lei a questo punto. Va bene. allora- Sappia che Mina l'ha fatta lui, ma lei l'avrebbe fatta meglio. Io non ho detto così finché lei non era qui. Vabbè, cosa devo fare? Detto così, non è che mi ha fatto un complimento. Va Va bene, bene, allora è pronto col paese suo. siamo pronti. Va bene, allora, dottore. Paese. Ah, scusi, no, perché volevo fare l'intro. Ma mi dia vuole- l'accordo. Ma no, io volevo Però- fare... Eravamo d'accordo che facevo l'intro. È una adesso non forma- è è una forma- faccia l'accordo. È Però se- manifestamente una forma di boicottaggio. No, non volevo riprenderla in pubblico io, non la volevo riprendere. Allora faccio solo un accordo e poi lei va, Gliela appoggio così. Se c'è poi un buon cuore che porta una bottiglia d'acqua, Ce gliela l'ha, ma pago lei ce l'ha, dopo. ma lei la vuole frizzante o beve anche quella? No, va bene anche questo, Ah, dai. va bene. Allora faccio un intro. Chi ha bevuto? Ma è pulita, non ha bevuto nessuno. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente sono la mia malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So fare tutto o forse niente, di domani si vedrà. Sarà quella che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove, quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Todo il mondo. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà
compagnia. Ma che è successo? Ma un topolino nella chitarra, ma tutto se ne va. E che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. O comporto una chitarra se la notte piangerò, una linea di paese suonerò, come si fa negli stadi. Che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quella che sarà. E sarà, sarà quel che... Cazzo. Adesso Ma dove vado? Sarà. Trio Marciano! Ehi! Oh raga, Va ma bene. che cazzo di caldo fa qua? Cioè, queste lampade... fa caldo. Cioè, siamo oggetto di un esperimento con delle radiazioni. Attenzione, attenzione. Mica, non lo dica a me che ho il cappello di David Crockett. Ma fa un caldo. Vabbè. Tenga duro, dottore, tenga duro. Senta, devo cambiare perché è uno strumento ancora più fino, perché Sì. questo qua l'avevo rotto. Ah, vuole prendere un altro Sì, ma caon? intanto che voi dite... Vuole cambiare caon? Ma io proprio ci di- impiego un secondo, Va guarda. bene, va bene. Allora, deve cambiare il caon. No, no, ma si prende ai suoi tempi del No, ci resto. mancherebbe, ci mancherebbe. 5 secondi, ti lasci cambiare il caon. Tanto noi che sarà ce lo siamo detti, è questa cosa qui dell'abbandono il paese, se questa cosa qui Sì. che vado, non so esattamente perché me ne vado, perché non so far tutto e forse niente. Guardate, in quegli anni ce ne sono un mucchio di canzoni di gente che va via. Nel 67 Luigi Tenco a Sanremo porta una canzone che è una canzone che ha la stessa tematica di questa che abbiamo appena cantato, che è Ciao amore ciao. C'è quella solita strada, solita. Lui se ne va, lui non lascia solo degli amici, non lascia solo... Lui fondamentalmente lascia gli affetti, perché se ne deve andare. Anche lui non sa esattamente cosa farà, non sa che sapore avrà il ritorno e non sa quanto potrà reggere a dire cazzate finché lui non cambia lo strumento. Ma lui continua, vuole viaggiare, vuole partire. La canzone Ciao amore ciao è quella per cui Tenco, respinto dalla giuria, si chiuderà in una stanza e non ne uscirà più da vivo. Sono 1000 le teorie che ancora si intrecciano su quella storia, perché la storia, le canzoni passano sulla pelle di chi le canzoni se le carica sulle spalle, le porta in giro, le porta a fiato corto in giro da un locale all'altro, da una mostra all'altra. Anche. Perché no? E adesso che facciamo? Fate un applauso perché sentite come parla. Bene. Ma quando mai vi hanno fatto un esegesa, un esegesi, un esegeso? come si dice? Un'esegesi. Va bene. Esegesa. Non so, dipende un attimo. L'esegesa adesso. bella così su una canzone. C'è da imparare qua, ragazzi. Stasera c'è veramente voglia. Va bene, noi adesso siamo su Battisti. Allora, Battisti, questo è un pezzo un difficile. pezzo molto difficile, un pezzo diciamo consumista. L'abbiamo detto, è un pezzo che si misura su una quotidianità che è fatta del moderno, no? C'è il supermercato, c'è questa roba, ce la siamo già raccontata. Facciamo Battisti perché l'abbiamo raccontata sta canzone. È vero che si sente meglio. Perché è un calo di carità. Un grande magazzino una volta al mese, spingere un carrello pieno sotto braccio a te.
perse la partenza con gli sci e scarponi, essersi svegliati presto prima delle 6 e fermarsi in trattoria per un panino e restare 2 giorni a letto e non andar più via. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi lei, mi abbandonò. Non lo so, però ci sto. Comperar la terra insegna qualche grande vaso, coltivare un orto sul bancone insieme a te. E chi rubò la mia insalata, chi l'ha mangiata, e rincorrerti sapendo quel che vuoi da me. Chiedere gli opuscoli turistici della mia città e con te passare il giorno a visitare musei, monumenti, chiese, parlando inglese e tornare a casa a piedi dandoti del lei. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi lei, mi amano. Non lo so, però ci sto. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi lei, mi amo no. Io non lo so, però ci sto. Ray Martino. Beh. Dobbiamo votare. Allora, Allora, voi avete spiegato al pubblico Sì. che io praticamente, forse visto così, sembro uno stronzo. Dove vai? Dove vai? A fumare. A fumare. Ma ti fa male. Ma è il poi- momento di votare. che poi che ci muore, faccia senti, sentire, no, scherzo, dai. lo dico. Basta, stop Potrebbe assentismo. succedere, ma anche a me. Ecco. Va bene. No, stavo dicendo... cosa stavi dicendo, dottore? Abbiamo No, che spiegato visto, il meccanismo. visto così Sì. sembro veramente uno stronzo io. Allora, però sono uno stronzo di nicchia, nel senso... No, di sicuro di nicchia, di sicuro. Perché Questa è nuova, Questa qua di nicchia, sì. Di nicchia, Sei in proprio che uno senso stronzo però? Ci di faccia nicchia, capire, scusi. No, nel senso che forse visto così non ci crederanno, ma io sono notaio. Ah, lei è notaio. Non era il suo amico notaio. Ah, è notaio proprio lei. Però pure io sono notaio, faccio lavorare lui, ma io sono notaio. Ah. Quindi chi per dire volesse fare anche un rogito adesso, Qui questa sera lo può qua, fare. venga qua, io glielo faccio, ci mettete d'accordo. Un sempre- atto testamentario anche. un atto testamentario, nel caso il signore non torna più, quello che è andato a fumare.
subito così. Facciamo subito Lei una successione, capito? Facciamo almeno il passaggio di proprietà della macchina. Lei un rogito può Comunque- farlo qua stasera così. Comunque, essendo io sono abbastanza rigido, quindi quando ci sarà la votazione sono il garante, sono colui. certo. Quindi mi Rogito raccomando, ergo non sum. bleffate, non bleffate. No, io ho spiegato che bisogna spiegato. votare per uno e non per l'altro, bisogna decidere. In questo caso, appunto, Devo dire che le votazioni sono state abbastanza palesi nel loro, Sì, prescindendo dal meccanismo tecnologico di cui ci serviamo e che abbiamo pagato un ciulo di soldi, tra l'altro ve lo dico. Oggettivamente bastava un po' l'orecchio per capire le prime due votazioni chi avrebbe vinto. Sì. Non c'è stato dubbio, diciamo. non è stato difficile. Ah, è stato Piuttosto- lampante, è stato piuttosto secco. Solo uno ha votato per Mina, e quindi quello, sì. tra l'altro è stato anche un po' imbarazzante perché è scoppiato a piangere. Cioè. Ah, Vabbè. spiace però quando succede. Invece vediamo adesso se il pubblico come fa a stare lei col piumino, fa un caldo terribile. Ma lasci No, perdere, che- dottore, nel- scusi, cosa c'entra? No, Ognuno gli poi- manca lo ski pass, sembra no, che deve ma andare si a vede Courmayeur. Mi fa venire un caldo, scusi se mi Ma perché permetto. uno magari vuole stare, cioè, vuole stare isolato, che ne sa lei? Vuole stare bene, isolato, non si muove, lei si agita, parla. Le è segnalo chiaro che però le brucia. lampade infernali sono puntate verso no, di ma noi. quello Cioè, no, ragazzi, è vero. lavorare qua è come lavorare dentro il girarostro di Santa Rita. Cioè, una roba che ci sta ammazzando. Cioè. È chiaro, quello è chiaro, un po' sei agitato. Allora, dottore, io ho spiegato. Bello il girarosto Santerino. Sponsor. Allora, siamo pronti per posso proprio io ho fatto Le una lancia cosa? lei, Mao? Le lancio io. Allora, adesso voteremo in ordine di apparizione, abbiamo ascoltato prima il brano dei ricchi e poveri, dico bene? Quindi al mio 3 tutto il casino che volete per che sarà? 1, 2, 3. Lei, E no, applaudono per Battisti, sono seri loro. è vero, è vero. C'è addirittura gente che per far vedere ha immesso le Sì, mani. sì, sì. C'è la signora, Sì. sembra che ha la Sono camicia di contro. forza. Vabbè, giustamente ognuno deve È cercare giusto, di è giusto, è influenzare. giusto, Poi giusto. questi sono, come dire, Le file dietro non hanno più quelli davanti qua, ecco, hanno votato per i ricchi e poveri. Però vediamo adesso, Mao, scusi Adesso se la vediamo, interrompo. vediamo dietro come va. Allora, invece, se avete preferito il brano di Lucio Battisti, perché no? Al mio 3, tutto il casino che volete, perché no? 1, 2, 3. Vabbè. Dai. No, però Sì. scusate, lei aveva battuto per i ricchi e poveri, poi ha accennato a battere le mani anche per Battisti. no, adesso Sono non 20 euro di penale. Non Io te lo stia lì dico. a fare la cosa, non stia lì a fare la cosa. Comunque mi sembra... Signorina, veramente tenga una condotta corretta, corretta, perché noi Ci ci guardano teniamo. anche all'estero. Ci teniamo, sì, sì. Va bene. Siamo in diretta streaming. Ma io a questo punto chiamerei il VAR. No, dai. Ma no, non ci vuole. Va, direi che è abbastanza chiaro. Abbastanza dalla regia. chiaro. Mi sembra che abbiano così senza ombra di dubbio, anche se poi ripetiamo, questi 4 che vinceranno, bisognerà poi sarà vedere tutto- quanti decibel hanno fatto e poi capiremo C'è un effettivamente software complicatissimo che sta elaborando sarà- il vincitore poi chi sarà finale. il vincitore. Comunque mi danno l'ufficialità dalla regia, anche in questo caso vince Lucio Battisti con perché no? Ecco, Perché è no? passato Eccolo Lucio là. Battisti con perché Lucio. no? Ed è giusto perché abbiamo anche, come dire, rivalutato un Lucio che per tanti anni era stato tenuto anche in disparte per sospetti politici, dubbi e quant'altro, non si è mai saputo. E noi questa sera abbiamo riabilitato anche Lucio Battisti, comunque No, un è così. grandissimo artista, e questo è l'ora di venire.
è andato magari a fumare anche lui la sigaretta. Era già bravo, qua, molto scusa, bravo, pensavo molto che era bravo. arrivato adesso, complimenti, non è un night. Poi senti chi parla, voglio dire, da che pulpito. Va bene, ma io stavo lavorando, io È chiaro, è chiaro. sono passato dal flamenco Era di turno lui, il dottore, ha fatto tutto il giro. Certo. Che... Era di guardia. Sì, ha fatto Era il giro. alla torre lì del Sì, alla torre di medievale. guardia. Allora, dottore, siamo arrivati all'ultima sfida, diciamo, è già finito. degli 8 penali lì nel pensamento. Poi siamo arrivati all'ultima sfida, poi magari potremo andare così un po' spirando, però siamo arrivati all'ultima sfida. Scusi un attimo, Mao. Cosa c'è? Però mi pagate ugualmente. Ma sì, stia tranquillo. No, stavamo appunto dicendo, sì. Allora, siamo arrivati agli ultimi 2 artisti. Certo. Se li vuole introdurli. Fai Allora, bene a capirlo prima. Gli ultimi 2 artisti ci avviciniamo più alla contemporaneità, ci avviciniamo a qualcosa che in qualche modo già è nelle nostre corde emotive, qualcosa che... il primo artista lavora sulla contraddizione. Dovete sapere che i fotografi, a partire dagli anni 50-60, quando volevano raccontare gli aspetti contraddittori, perché viviamo nella contraddizione, e volevano raccontare gli aspetti contraddittori della società, prendevano per esempio un manifesto pubblicitario in cui c'era una famiglia sorridente che diceva la vita è bella, stiamo tutti bene, e sotto c'era un barbone magari che dormiva, quindi creavano questo contrasto, no? Ma viviamo di contraddizione. Pensate, cioè io mi immagino un paese dove un partito ruba un sacco di soldi ma prende consensi dicendo che si può sparare ai ladri. Sono quelle contraddizioni, no? Sono È quelle buffo, cose è può buffo. succedere, Può no? succedere. Può Al succedere. presente. Vabbè, ma adesso pensavo, per assurdo, non esiste una roba così, me la immaginavo, si chiama distopia, no? Un po' la Philip Dick, un po'. Invece la canzone in oggetto è una canzone che fa proprio questo confronto serrato, questo dualismo che viene riproposto in maniera ossessiva. La canzone nella sua versione originale non stava in un 45 giri, hanno dovuto farla stare da tutte e 2 le parti. E il cielo è sempre più blu, mi dicono. Lui è Rino Gaetano. Guardatelo il cielo quando uscite. Tanto tu fai l'intro. Chi vive in baracca, chi suda il salario, Basta. ma l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira al bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi figli, chi ha fatto l'indiano, chi fa contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia. Na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi ha assunto alla zecca, chi ha fatto cilecca, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na.
ragione che Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca all'azzardo, chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terrori, chi canta Preverdi, chi copia Baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuletti, chi scrive poesie, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo è più tanto, chi tutte le sere na 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 na, ma il cielo è sempre più blu, 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 l'ultimo, ma il cielo è sempre più. Fate uno di voi, dai, è carino. Quello E lui è uno di noi. Io sono uno di noi. Ah, cavaliero. Bene, bene, bella, bella, bravi. Ma il bravi, pubblico attivo, cantano, che bel pubblico, È un ragazzi. pubblico pazzesco, Bravi, sì, bravi, bravo. veramente, Ma non fatevi l'applauso da solo, ma lo dobbiamo infatti. fare noi. Te l'ho detto che era pazzesco. Vi stavo dicendo bravi e la gente, sì, davvero. Quando uno ti fa un applauso tu fai grazie, ma non che te lo fai da Dobbiamo solo. solamente ringraziare tutti qua, è una maniera anche Madonna, di ringraziare. sta Ma non maglia stiamo sintetica, sempre sto lì mo- a fare. Ma non è sintetico, fa caldo, scusi, fa caldo perché noi siamo sotto Fa i caldo, riflettori. però avessi un cotoncino, Ma lei, sai, ma scusi, è sempre una seta, un shampoo, ecco. proprio lei dice così a me. Sarei più fresco, va Io bene. ce l'ho il cotoncino, poi dice che Guarda sono io quella Mao, guarda critica, io Mao. ce l'ho. Scusi, Quella mica camicia come lei. almeno 90%. Ma no, l'ho visto nei camerini, ha l'ovatta dentro, è una roba... Ma che ovatta? Sembra un Linidor, è una roba... Ma queste camicie non se le metteva manco mio padre. No, nel senso, si vede che è vecchia roba. Ma quale vecchia è vecchia? Ma a parte voglio dire, cioè, ma adesso cosa si mette lei a fare così il puntino Ma sulle non coni è, del non è sedile? taglio giovanile. Ma cioè, a parte che qua di giovani su questo palco, forse a parte Matmaniani non ce n'è proprio, No, non quindi c'è, ma- non c'è bisogno del taglio giovanile. Quindi Guarda che Ray è un finto giovane. ma cioè, infatti, se cioè, gli vai a vedere i documenti ma è siccome imbarazzante. quello dopo lei non è manco finto giovane, allora dicevo il taglio giovanile. No, che però questo però qua- non c'ha un capello bianco. vabbè. Vabbè, ognuno c'ha. Diciamo Guarda che, che visto che mi sono fatto il trapianto, potevo almeno, sull'unico coglione che se l'è fatto stempiato, potevo Le piace così, le almeno piace farmelo bene. A volta alta le piace lei, così a fronte aperta. Così. Va bene, ma non parliamo di No, me, no, che no, sembra che chi si loda, volete stare attenti. C'è un pubblico, alcuni che dicono, ma guarda, adesso io Mao sembra un ragazzino. Ma non fate ha quasi pettegolezze. 50 anni. Porta bene, non fate pensa pettegolezze. Ma cosa ne sa lei della gente cosa dice? Ma io che gliene frega a sentivo, lei, che si mette lì in perché mezzo. uno deve vedere la carrozzeria ma anche il motore. Ma cioè. lasci sta, non faccia gente, cos'è sta cosa qua? Non ho capito. Cioè, Sono dei messaggi subliminali come per le andiamo, come vedove, andiamo? per quelle con la pensione di reversibilità.
È partito col Sto bottone. abbassando troppo il livello per il salone. Avevamo tirato sul livello culturale. Guarda, del l'ultima secondo volta che mi avevano invitato a un expo come il Salone del Libro e c'eri anche tu, non è Salone era del l'expo degli sposi là. Beh, non è E che cosa sia proprio una cosa c'entrava lei, culturale. scusi? Appunto, dico, è strano che quest'anno tutta questa cultura. Avevamo fatto anche il Salone del Circo, io e lei, Mao. Beh, certo, a noi piace molto l'arte circense, un'arte antica va bene, e va nobile, alla quale noi. Va bene, dottore, siamo arrivati all'ultimo brano, Ultima diciamo, canzone l'ultima della canzone serata. di questa sfida e una canzone Guarda cosa è uscito. di un peso massimo della musica italiana. Raga, Dico, qualcuno vuole lotta comunista? cosa c'entra adesso, Ma per scusi? fare cosa? Per cosa deve fare? Cosa si Perché può deve fare? vendere? Cioè, Ma come? Ci facciamo 10-20 euro, valla a vendere, dai. Ma cosa dici? 20 euro? Cosa Se vanno no a vi veniamo a vendere? cagare il cazzo domenica mattina, dietro la porta. Quindi conviene comprarlo adesso così, no? ah, come le figurine, tu dici ce l'ho. Ma non ho capito, prima dell'ultima canzone cosa fa mettere la slot pubblicitaria? Per fare lo sponsor. Ah, lo sponsor. Lotta Comunista, un giornale, anche se non lo leggi, però lo puoi riutilizzare, perché non si capisce che materiale è, dovrebbe essere cartongesso questo. Questo è l'unico giornale che se tu lo lasci aperto in un Deor di Trieste quando c'è la Bora, non si apre neanche la pagina. Questo è materiale ancora comunismo. Dai, cazzo, ti fai una casa con questo, cazzo! Non lo prendere a calci! Ma non urli, Ma no, non urli, cosa c'entra? No, non lo urli. rovinate che dobbiamo Ma sì, ma... Con venderlo anche- 180 numeri puoi cosa fa con fare, 180 puoi fare numeri? la camera a tuo figlio, cioè fai un muro divisorio e poi ecco, 180 numeri costa anche un po', però dice, viene bene, euro viene costa, bene. comunque se non lo vuole ce lo ridia perché noi ci mangiamo queste cose, signorine. E accoppiare il marito. Ma adesso ha finito di fare questi spot, queste no, cose, dico, ma la fa. complimenti perché è veramente una bella signora. No, ma con tutto il rispetto, Ma adesso ha finito di mettersi lì a andare a guardare chi c'è, chi non c'è. va come bene, dobbiamo uno fare. butta un occhio. Va bene, dove siamo adesso? Siamo all'ultima canzone, sto dicendo, l'ultima canzone è una canzone di proprio anni 80. Certo, è proprio che stiamo aprendo le porte della princessa, stiamo aprendo le porte agli anni Ottanta, siamo alla fine del percorso della mostra. Gli anni Ottanta, quella roba lì, quell'edonismo, io non ho mai capito realmente, abbandono un po' quell'allure che mi sono dovuto dare in maniera piuttosto goffa, perché poi voi abbassate sempre, cioè quella roba. E quindi abbandono anche la cosa della ricerca storica, abbandono anche la cosa delle fonti non convenzionali. Gli anni Ottanta io non ho mai capito se ci facevamo o c'eravamo. No, ma io posso lavorare così. Ma non lo so. Sono anni che io Cosa sta subisco facendo, questa. scusi? È prende la mobbing, luce, cazzo. È venuto il colpo della strega, È cosa c'è? mobbing. Un torcicollo, cosa No, c'è? no, sto facendo delle pose per essere più interessante. Scusa, Ormotti. Credo No, che ci figurati. sia riuscito. Sono comunque, abituato. sicuramente. Si No, vuole vuole imitarlo. sempre stare al centro dell'attenzione. Ma no, ma voi non mi guardate, è una roba mia, stavo buttando un occhio. Ancora, Tu vai no, avanti. guardi, io- Sì, certo. vabbè, gli anni Ottanta, c'è questa cosa, non si capisce se no. Oh, sto parlando! Cazzo stai facendo? Niente. Oh, vabbè, Vasco Rossi, vado al massimo. Spiona. Minchia, c'è una Leva maglia, mi davanti, sta va venendo un davanti. attacco Ma Mormotti, leva davanti, che epilettico. siamo arrivati alla fine, se ci mettiamo qua adesso quello fa chi l'ha visto, scusi, No, non ho non capito. parlo più, perché cioè, mi sento anche un po' oltraggiato. vabbè. Mica ho studiato delle notti, Quel catalogo lì che vedete, ho scritto delle pagine, cioè a mano. Poi, ma la perché capisco, non la c'ho il capisco. computer perché a forza di comprare lotta comunista abbiamo finito i soldi. Scusa, Ti chiede scusa. No, Giorgio. io... Vabbè. Vasco Rossi, vado al massimo. Dai, vai al massimo, vai. Vado al massimo,
Meglio rischiare che diventare come quel tale che scrive sul giornale. Ai, 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 ai. Vado al massimo, vado al Messico, vado al Messico, voglio andare a vedere, voglio proprio vedere se come dice il Doriere la gioventù ti ha a gonfie vele. E quest'estate invece di andare al mare, vado nel Messico io, altro che al mare, voglio vedere se davvero si può volare, senza rischiare di cadere, di incontrare sempre quel tale. Oh, ai, 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 ai. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado a gonfie vele, vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado in Messico, vado al massimo, vado a gonfie vele. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
Inti-Illimani. Rastafari, vibration. Proprio uguale all'originale, proprio dura lo stesso. Con quello spirito lì. No, troppo good vibration. Avevamo fatto una vibration L'ho finale. visti proprio volare. Siamo famosi Vi per chiedo queste scusa vibration. per prima, Olmotti. Perché, no, perché... Mi rendo conto. No, ma lei sa che se dovesse mai rimorchiare, poi dopo si accolla anche tutti noi. Cioè, per cui diciamo che Ubi Maior vale prima la sua istanza, è quella che prevale. No, ci mancherebbe. Fatemi solo, permettetemi di ringraziare solo tre persone gentilissime che mi hanno dato un passaggio qua velocissimo. Fabrizio, ecco, i Cauda Boys sono un gruppo, grazie, e lo faccio io una parola perché Grazie. mi hanno veramente fatto una cortesia e mi sono risparmiato 20 euro di taxi. Però Vabbè, ce l'aveva lo dico chiesto. perché Per così- telefono ci ha detto mi dovete pagare il taxi, ma come? No, però sono stato onesto, non lo metto nelle spese perché mi hanno dato un passaggio. Va bene. Me l'avreste pagato il taxi? A quel punto si Ero professionisti, piglio per diciamo, andare, io devo non lo tornare facciamo ancora più. a San Pietro in Vincoli. Va bene, ma può darsi che qualcuno tiro su poi e andiamo insieme, va bene. Io Non glielo è auguro. arrivato, Allora, dottore, siamo all'ultima votazione, abbiamo la possibilità, questa è stata difficile,
E qua vi voglio vedere perché sono due pezzi tosti. Sono due pezzi tosti. Cominciamo a votare per Rino Gaetano. Il brano era Il cielo è sempre più blu. Al mio 3 tutto il casino che volete per Rino Gaetano. 1, 2, 3. Adesso dobbiamo trovare le parole per dire alla signora che è l'unica che non ha battuto le mani. E che quindi adesso alla seconda votazione si troverà. Aspetta. Lo Vediamo. so, deve essere forte. Adesso votiamo invece per Vasco Rossi con Vado al massimo. Al mio 3 tutto il casino che volete per Vasco. 1, 2, 3. Diciamo che sono abbastanza in minoranza, anche se il signore ha due mani come le focacce. C'ha 110 decibel solo il signore, però non ce l'ha fatta. Però non ce l'ha ce l'ha fatta. Tra l'altro il Dalla signore, regia il mi signore dicono- è Osvaldo Rossi, è il cugino di Vasco. Ah, ecco, Tra l'altro la somiglianza è palese. è vero che si somiglia. Ovvio. È vero, è vero. È proprio Allora, lui. E invece lei, signora Madamin, Cosa c'è? non gli è piaciuto niente, non applaude niente, niente. Magari erano due artisti che Ma perché sono non vai a piaciuti? vedere gli spettacoli di Ascanio e Celestini? Ma cosa c'entra adesso, scusi? Ma lo dico. Ma non faccia quello piccato, magari sono due artisti che alla signora non piacevano. Non si metta lì. Non possiamo fare polemica. Non possiamo metterci a fare polemica. Siamo arrivati alla fine di questo percorso. Ma Ha fammi vinto fare una polemica, anche- poi la signora è simpatica, ha capito che Ne vuole si fare mette il polemica. minchia, si mette il collino per perché vedere bene. No, perché l'ha fatta piangere, l'ha fatta L'hai piangere. fatta L'ha fatta piangere. piangere. No, l'hai no, fatta la smetta. piangere. L'ha fatta piangere, Dai. che diamine, è proprio così Piange. aggressivo. C'è un piange. medico in sala? Ha fatto piangere la signora. Erano anni che sognavo di dirlo. Allora, invece di perderci, sarebbe necessario a questo punto fare un attimo, come dire, il punto della situazione, perché abbiamo solo 4 artisti, diciamo, che sono Certo. arrivati. No, allora, a questo punto, quelli che hanno vinto sono Caterina Caselli, ce lo ricordiamo, poi nello scontro tra De André e... De André con chi si scontrava? Contro Mina. Contro Mina ha vinto clamorosamente Fabrizio De André con Bocca di Rosa. Vabbè. Lo scontro successivo è stato quello tra i ricchi e poveri e Battisti, dove il pubblico ha decretato la vittoria in maniera piuttosto consistente di Battisti. con Perché no? E quest'ultima tornata ha visto prevalere, anche qui, senza che credo ci fosse la necessità di interpellare le tecnologie, il nostro Rino Gaetano con Il cielo è sempre più blu. Quindi questo in qualche modo va Adesso- a smentire l'ipotesi per cui si diceva che noi facevamo vincere Vasco Rossi. No, non abbiamo pilotato niente. No, io... Hanno vinto tutti morti. Ma forse è perché lei va sempre a San Pietro in Vincoli e ha dei canali preferenziali. Ma può darsi che mi ha suggestionato, non lo so. Può essere quello. Può darsi Vabbè. che è rimasto suggestionato. Comunque diciamo, Io questo, è un po' che la vedo lapidario. questo è il verdetto, diciamo, dei primi 4. Dobbiamo arrivare a una classifica, Alla classifica, finale. il computer ha elaborato. Ha elaborato. Allora, la classifica Abbiamo che genererà di questi 4 quello che in qualche modo ha avuto più consensi è eminentemente affidata alle tecnologie. Sì. Beh, certo. Ai decibel, Scienza. ai decibel che già avete espresso, state fermi, per cui in qualche modo sono stati misurati e ci diranno qual è quello che vi è piaciuto proprio più di tutti. Ma secondo voi qual è quello che vi è piaciuto più di tutti? Chi ha detto? No, Ricky Martin. Qualcuno ragazzi, ha detto Ricky state per Martin. innescare una bomba. Ma Non giocate con il fuoco. no, guardate che Non giocate Voi con giocate il fuoco. perché ce l'abbiamo. Che qua dietro, guarda, Ricky, venga! È un
un attimo. Vabbè, ma prima diciamo sta classifica, No, almeno non chiudiamo facciamo, sta cosa qua, non andiamo subito a svaccare così. Dai, Ci siamo dia la dopo la classifica. mezzanotte. Allora, lei ha ricevuto sul suo Io smartphone. so, la Lei ha classifica già ce l'ho. ricevuto. Cioè, allora, siamo pronti, diamo la classifica ufficiale, se vogliamo creare un po' di suspense, dottore, magari con un Crea rullo un po' di di tamburi suspense. o qualcosa, perché stiamo per dare la classifica dei primi 4 e quindi di chi ha Quindi vinto. viene Ma fuori chi ha scusi, vinto. che rullo però, di tamburi, che lavora al circo io, fallo tu il rullo di tamburi. Viene fuori anche chi ha vinto, quindi così. Allora, facciamo quelle cose carine da villaggio tanto me le fanno fare. Dai, queste sono, lo fai per favore. Bravo. Al quarto posto tra i vincenti, Rino Gaetano, il Celeste per blu. Ma va, La al signorina quarto- ha detto non è giusto. veramente al quarto posto. Poi ci sì, andiamo. ragazzi. Ma nemmeno io ne sono così convinto. Ma lo so, ma è però giusto che stiamo sia parlando- così. A me piace questa vis polemica, noi siamo. Però Però adesso non- questo è. Non si può andare contro la tecnologia. Non si può andare contro la tecnologia, ormai da anni lo diceva. Al terzo posto, Lucio Battisti, perché no? Non me l'aspettavo Mamma io. mia, la eh. tecnologia. Però se fate così a proprio. ognuno, Scusate, allora che cazzo aspettava? Voi siete... Io non me No, l'aspettavo nemmeno- perché pensava che Cosa pensa? Non ho Pensava? capito chi. Pensava? Chi È pensava? congiuntivo? Non ho capito chi. allora C'ha la congiuntivite? Un attimo, che magari non abbiamo capito noi. Non ho capito chi. Allora, io sinceramente non me lo aspettava Aspettava? Ma cosa non si. che perdeva Lucio Ma Battisti. chi. Lei non se la. Cioè, Ma io non me l'aspettavo perché sapeva che era un artista bravo, ma poteva, prevedeva anche. Vabbè. io Non ho so che capito. cazzo ho detto, però. Va bene, dottore, si è capito bene. che comunque. Allora adesso ne rimangono solo più due, quindi nel dire Le il deve dire secondo in insieme. pratica dico il No, primo dica- come a dica- Sanremo. sì, va bene. Sapete tutti, sta rimanendo Fabrizio De André è il brano della Caselli. Vince questa prima e unica edizione di Canzonando qui a noi. Insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli. Ma perché lei grida come un'invasata? È lei! Quanti Forse sono soprattutto- insoddisfatti? Quanti sono insoddisfatti? Ma quanti c'erano quando abbiamo fatto la Caselli? Che non sanno quindi com'è andata. Tu non c'eri. Scusate, quando- io non posso- c'ero. E come scusate, fai? è una cosa scientifica. Quelli che sono insoddisfatti sono gli stessi che non avevano capito un cazzo del flipper e dei movimenti pelvici. sì, sì. Perché se no tutto torna, Vabbè. Ha ragione. Va bene, e c'è gente anche delusa, vedo due signori che vanno via. No, vabbè. Loro erano... Mi spiace averla delusa, ma la colpa è loro, la colpa è loro. Anche portano via anche la figlia. perché qui andiamo via. Ma è giusto, sono Questi qua sono matti. Tra l'altro la sì. figlia non è loro, la stanno rubando. È vero, forse sono Sinti? No, sì. Allora, è una battuta. Sarebbe bello fare. Non si possono più fare così. Va bene. No, non possiamo neanche più fare il cuore noi ne dello abbiamo zingaro. diritto, noi ne abbiamo diritto Esatto. perlomeno perché... Sì, vabbè. noi- Allora, dottore, vogliamo fare la canzone che ha vinto? Ad andare a questo Sanremo, ad chiudere andare come almeno a fosse un chiudere. rito. No, Prima magari. sta preparando il casco d'oro. Sì. Oh, Ce l'ha- mi ce l'ha davano anche un te. fastidio quando sono disordinato. Oh, sì, meno male. Adesso è tutta un'altra cosa. Con questa Ovviamente. salutiamo il gentile pubblico o stiamo proprio poi qui ore? E poi vediamo, Ci prendiamo vediamo un po' un di attimo. caffè, tutto. Ci fosse un Ricky perché- Martin per staccare. Beh. Ma no! Questo non è il luogo di Ricky Martin. Ma guardate, al limite possiamo chiedere poi al pubblico, possiamo chiedere a una gentile, a pure i cani ci sono. Ragazzi, questo è il pubblico che riconosco, è il nostro pubblico. È un pubblico arrabbiato. Cosa c'è? Ma veramente, ma qualcuno che fa bene le imitazioni, prova a fare il trattore. Oppure è veramente uno è venuto col cane. Ma robe da matti. No picture, no video. Ma no noi docs. diciamo sempre thank you, no pictures, no movie, no, no dog, children. no Children. no children, No perché non è- dogs. no Dogs. no dogs, Novax.
Noi cerchiamo, siamo un po' trasversali. Notav. Esatto. Ecco, diciamo, abbiamo anche noi, purtroppo dobbiamo mettere dei limiti perché sennò vengono porcecani, quindi abbiamo dovuto dire per favore non proprio tutti, ecco, vabbè. Va bene, allora Mao, cosa facciamo? Celebriamo. Allora, se vuole cantare lei questa volta insieme a te non ci sto più, così chiudiamo in maniera... Ma io ho un taglio di voce un po' romantico. Benissimo. Ma non so se al pubblico piace. Vi piace un taglio romantico? Anzi, lo chiedo alla signora perché lei la signora veramente mi fa una paura, nel senso, io voglio solo far felice Aveva lei. votato la Caselli comunque. Voglio solo far felice. Posso cantarla io? È meglio che la canta Mao che... Lui è più gattone. Poco graffiante? Un po' graffiante. Guarda, io ti faccio certi graffi che ti devono portare al Medeo di Savoia poi. Va bene, va bene. Mao, cosa ride lei che le ha detto i lavori? Va bene. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti di acqua chiara dove io verrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Giorgio Almotti, il trio Marciano, la parte tecnica il nostro Bruno Ferreira, Don Costa la parte video,
Sergio Olivatto, dov'è Sergio? Eccolo lì, il nostro tecnico RVM nascosto. Va bene, va bene. Dottore. Allora che facciamo? Ce ne andiamo? Non so, fare una... È giunta. Ma Vuoi fare guardate la un'aggiunta? parola magica. Se vuoi fare Se voi che un'aggiunta. gridate tutti insieme 1, 2, 3, qui succede il casino. Di solito la gente dice ancora, ancora. Vabbè. Non lo so. Voi non Allora, siete ad veri alzate fan di, di Ricky ad alzate di mano, perché è corretto. Allora, chi vorrebbe ascoltare una canzone del grande Renato Carosone? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 80, 110. Va bene, chi vorrebbe ascoltare una canzone di Ricky Martin? Ma ma cosa vuoi? Ma siamo alla mostra. li ha pagati lui. Giorgio, Ma che No, bello, è pieno di ma è zarri. la mostra della canzone italiana. Allora, a nome del comitato scientifico, cioè qui ci dissocio, cioè qui Anch'io mi dissocio. sono amici suoi questi, cioè è evidente. Cioè. Ma guardi, ma mi fa ridere lei Olmotti. Lei inserisce Ricky Martin Olmotti ovunque. è un intellettuale, ma fa anche ridere, perché non tutti gli intellettuali fanno ridere. Olmotti invece, poi non ti devo vedere, perché in spettacolo non bisognerebbe ridere fra di noi. Lo so. Va bene, allora non lo so, visto che la canzone italiana dovrebbe essere la protagonista, non so se Ricky Martin sta bene farlo, sinceramente. Siamo sempre, bisogna farlo. siamo sempre un paese latino, dottore. Cioè non è che adesso Siamo un veramente- paese latino, non è che siamo vabbè. adesso- Nostra patria è il mondo intero. voglio dire, anzi, no? E vabbè, allora se proprio volete Internazionale. Ricky Martin, Cosa fa? io... È contento. Gli occhiali di Ricky Martin. Ma lei, dottore, l'ha mai conosciuto? Dottore, lei l'ha mai conosciuto Ricky Martin davvero? Allora, io vi racconto velocemente un aneddoto. Vabbè, allora non vi racconto Ammetto, niente. sono un coglione. È colpa mia, sono un coglione. Cioè, Ma perché quando si ha purtroppo non solo questa parrucca qua, ma proprio sto cervello oltre a non piacere alla propria madre, che purtroppo non sono più credibile a nessuno io. Anche una cosa vera, io vi volevo raccontare una cosa vera, che tanti anni fa avevo partecipato a una cosa musicale itinerante che organizzava una famosa radio che era 105, che si faceva in giro per le città. E quell'anno io con un complesso con cui suonavo eravamo in giro con un singolo che funzionava e in una data c'era anche Ricky Martin, me lo ricordo, all'Isola d'Elba. Arrivammo a questo, ci misero in questo albergo, però chiaramente Ricky Martin aveva come si chiamano? Una suite. Ecco, vedi che non sono mai andato io. Avevo una suite, allora, capito, però scese nell'atrio dove c'era un pianoforte e praticamente insieme al cantante della mia improvvisarono un brano, c'ero anch'io, ci conoscemmo e poi non dico che siamo diventati cari L'ha invitato amici. su nella suite. No. Ma sei un coglione. No, Scusate. ma nel senso, Ma non scusi, mai- ma tra artisti per Siete finiti su nella suite. siete finiti Io non mi ricordo che cosa avevo Penso un mangiato quella percussionista. sera, so che quando mi sono svegliato la mattina avevo un bruciore di culo. No, ma va, scherzo, che era una battuta. ma no. Questa è una battuta pecoreccia. Ma scusi, Vabbè, dai. ma lei dice, andando bene. Dai, tirate Comunque, il gatto morto, questo dai. va un spettacolo, dai. Comunque, ci conoscemmo, poi niente, comunque non ci crederete mai, ma è così. vi siete scambiati l'email e siete rimasti poi Sì. Ma che non c'erano ancora le mail, poi ci vediamo dove. Piccioni viaggiatori. Sai, sono quelle cose, dai, poi ci vediamo anche a Naia, militari, dai ragazzi, poi organizziamo. Non c'era il cellulare, non c'era... Va bene. Allora, mamma, mi dia un accordo.
siccome non abbiamo la sezione fiati, però possiamo fare. Cioè, qualcuno ha una vuvuzela? Mi dia l'accordo, piano. La vita è... Sì. Sì, però non lo stoppi. lo vuole allargato? Nell'aire, dia. La vida è pura pasión, hay que llenar copa de amor. Para vivir hay que luchar, un corazón para ganar. Como Caín en un bandido pues, tiene que pelear por una estrella, consigue con honor la copa del amor. Para sobrevivir lucha por ella, lucha por ella, lucha por ella. Tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, 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 arriba va, el mundo está de pie, go, 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 ale, 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 mamá, 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 copa, mamá, 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 la vida es competición, hay que soñar ser campeón. La copa es la bendición, la ganarás. Go, 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 su instinto natural, a pensar tu vida. Tienes que pelear por una estrella, consigue con honor la copa del amor. Para sobrevivir, lucha por ella, lucha por ella, lucha por ella, todo el mundo. Tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, 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 arriba va, el mundo está de pie, go, 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 ale, 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 tú y yo, el mundo ale, ale, go, 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 ale, 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 arriba va, el mundo está de pie, go, 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 ale, 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 tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, 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 arriba va, ay, Carmen, hoy como te quiero, ale, 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 papá, 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 go! Grazie. Trio Marciano, Giorgio Olmotti. Dottor Lo Sapio. Grazie, c'è la mostra. Grazie. Divertitevi, chi volesse così. In generale. Mi restituisca per cortesia l'8 comunista.